Hanno visto il cielo coprirsi di una nube di fumo, le fiamme che consumavano la vegetazione avanzando, gli occhi che iniziavano a bruciare, l'odore acre. Da una delle spiagge di Rodi hanno iniziato ad avvertire che il fuoco si stava avvicinando alla struttura dove alloggiavano. Una famiglia vicentina che, come tanti turisti, racconta la disavventura vissuta. Il fumo saliva sempre di più da altre località della zona. Abbiamo cominciato a preoccuparci perché vedevamo delle persone che correvano, chi con bagagli e chi proprio in costume, al che abbiamo deciso di andare in reception e chiedere informazioni. E inizialmente ci è stato detto che la situazione era sotto controllo, ma in contemporanea ci arrivavano i messaggi di alert nei telefonini. Ignari che di lì a poco la situazione sarebbe degenerata e si sarebbe scatenato il fuggi-fuggi, poi l'allerta arrivata sui telefonini ha dato solo conferma a quanto già era in atto. Allora chi armato di valigia, chi solo con infradito costume, i turisti hanno iniziato a riversarsi in strada in attesa di qualche comunicazione e di lì è iniziato il calvario tra autobus, traghetti e nuove destinazioni che hanno portato il gruppo di vicentini sani e salvi a casa. Noi inizialmente, come tanti altri, ci hanno portati in una spiaggia, siamo rimasti lì fino a sera quando sono cominciate le operazioni di trasbordo di donne e bambini verso dei traghetti che erano stati posizionati fuori dall'area. Però sono cominciate le situazioni di panico perché c'era chi spingeva, c'era chi voleva salire anticipando i bambini e le donne stesse. Noi abbiamo preferito tornare sulla strada principale e in quel momento sono arrivati degli autobus che ci hanno portato a circa 20 km a sud. Le strade erano bloccate, non c'era elettricità, quindi c'era una situazione un po' critica, per dire critica. C'erano moltissime valigie abbandonate nella spiaggia, quindi c'era anche il problema di inciampare e quindi c'era una confusione che è quella che normalmente genera anche incidenti di questa importanza.